Allora, arrivo dal Ministero, 2 giorni fa abbiamo fatto una riunione importante e le cose sono in grande evoluzione, dottor Caterina. Perché? Perché noi in conferenza Stato-Regioni ieri è stata licenziata, poi passerà in Consiglio dei Ministri, il regolamento 1991-2024 ripristino natura. Lo dico a chi è presente qui perché questa sarà un'incombenza per gli agricoltori, probabilmente anche pesante, però sarà per alcune categorie di soggetti, pescatori ad esempio, acquacoltura e altro, sarà un'opportunità. Un'opportunità perché ci permetterà in qualche maniera di fare una fotografia dell'ambiente e anche di fare una fotografia dei gradienti del sistema, in questo caso marino, e cercare, dove è possibile, scientificamente dove è possibile, Presidente, ripristinare con degli investimenti. È una nuova frontiera che ci porterà anche delle risorse. Quindi perché dico questo? Perché a seguito proprio dell'approvazione in conferenza Stato-Regioni, un'ora dopo, noi come Regione del Veneto, Federico, abbiamo fatto partire a firma del Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani una richiesta di essere tenuti in considerazione, ma di avere subito un primo contatto per l'emergenza ambientale di questo territorio.